te. Qui Parlamento. Oggi è in collegamento con noi di Radio Libertà il senatore Manfredi Potenti. Onorevole, grazie per essere di nuovo con noi di Radio Libertà. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Grazie, è sempre un onore averla come ospite. Grazie, è mio di essere invitato per spiegare i contenuti di ciò che facciamo. Esattamente, onorevole. A proposito proprio delle proposte di legge presentate dalla Lega al Senato, oggi ci occupiamo di quelle 3 che sono state presentate nella conferenza proprio con il vice premier Matteo Salvini e con Daniela Di Maggio, la madre di Giovan Battista Cutolo, detto Giorgio, il giovane musicista che fu ucciso da un 17enne la sera del 31 agosto del 2023 a Napoli, oltretutto per futili motivi. E questi 3 disegni di legge prevedono proprio una stretta sull'istigazione a delinquere a danno dei minori, l'oscuramento dei profili social dei condannati, ma anche l'istituzione del garante delle vittime della criminalità. Sì, noi abbiamo preso spunto ovviamente da una tragedia ben nota, che è quella appunto di Giorgio Cutolo, un 24enne napoletano che perse la vita, se gli ascoltatori ricorderanno, durante una lite scoppiata addirittura per uno scooter parcheggiato male. Quindi i 3 disegni di legge prevedono, come ricordato, insomma, una stretta sull'istigazione a delinquere, cioè quegli atteggiamenti che spesso e volentieri in ambienti criminali sono rivolti a motivare e istruire, anche più che istigare, istruire e dare delle indicazioni a dei minori che appunto si pensa per i regimi giudiziari a cui sono in qualche modo destinati e delle norme di cui possono beneficiare rispetto ai maggiorenni, vengono spesso mandati a compiere reati per conto di strutture criminali. Non per nulla, durante la presentazione il collega Cantalamessa, che è appunto il capogruppo della Lega in commissione bicamerale antimafia, della quale faccio parte, era presente per illustrare i contenuti di queste 3 proposte. La più importante ovviamente è stata ricordata, è quella di andare a sanzionare in maniera più pesante quelle condotte che spesso e volentieri vedono i minori autori di questi gravi fatti. Naturalmente poi abbiamo assistito anche ad un mutamento della rappresentazione di certe condotte attraverso i profili social, spesso addirittura dei condannati o anche addirittura dei reclusi minorenni, poi magari diventati maggiorenni, che continuano a beneficiare di trattamenti particolari, utilizzano questi strumenti per diffondere le proprie glorie, chiamiamole così, fra virgolette, ai loro coetanei e attraverso questi messaggi social si compiono delle vere e proprie rappresentazioni in qualche modo promozionali di attività, di atteggiamenti, di condotte riprovevoli, alle quali però ci sono altri giovani che evidentemente danno ascolto. Quindi noi dobbiamo impedire e sanzionare in maniera decisa e definitiva certi comportamenti che spesso e volentieri conducono poi a fatti tragici come quelli che sono stati testimoniati dalla madre di Giorgio Cutolo, appunto, che si candiderà con la Lega alle prossime elezioni regionali in Campania e vedrà appunto Daniela Di Maggio essere una delle candidate delle liste della Lega. Per noi è un onore, ma soprattutto rappresenta un po' un messaggio che ci chiede di cambiare anche in quei territori come la Campania e come Napoli, che forse portando una testimonianza incredibile, perché qui stavolta a reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti e addirittura portando delle proposte, arrabbiandosi e lottando per cambiare queste situazioni, è una madre che ha perso un figlio. Quindi per noi è anche una responsabilità politica, ma soprattutto raccogliamo il grande valore che questo messaggio può recare ai cittadini. Esattamente, e poi appunto sua madre Daniela Di Maggio
annunciando questa sua candidatura, subito dopo ha ricevuto degli insulti. Lei stessa ha affermato insulti da persone cattive, persone che votano a sinistra, che hanno mostrato appunto tutta questa cattiveria, un accanimento assurdo, perché poi alla fine di essersi schierata con un partito che viene visto come esclusivamente del nord, ma lei ha precisato invece che la Lega è un partito identitario che si batte su leggi valide per tutta Italia, e appunto lei, assolutamente, si batte per raggiungere degli obiettivi che purtroppo nessuno nella storia del paese è riuscito a raggiungere. Io vorrei ricordare che così come l'Italia fu fatta dalla spedizione dei 1000, di quei 1000 più della metà erano, mi sembra di ricordare, lombardi e addirittura della provincia di Bergamo. Oggi abbiamo raggiunto un altro risultato epocale, cioè è la Lega, che è il ministro Salvini, che consentirà al Sud di avere una delle più straordinarie opere del mondo, che è quella del ponte. Quindi, se tanto mi dà tanto, non vedo perché la legalità in quelle parti del paese in cui nessuno è riuscito a portarla non possa quindi provenire da un partito che ha fatto dell'identità territoriale di tutti i territori del nostro paese un punto irrinunciabile del proprio programma. E laddove non si è in grado, perché quei popoli probabilmente non hanno ancora maturato a livello politico per quanto riguarda i loro rappresentanti, dei convincimenti e delle metodologie di lavoro, lì un partito maturo che sa portare dei risultati ai territori è giusto che si prenda la responsabilità di farlo. La Lega è qui per quello, e quindi noi approfittiamo di un'esperienza di cultura, di relazione civica e di orgoglio come quella di Daniela Di Maggio per portare un messaggio e canalizzare queste nostre proposte di legge sui territori. Il garante delle persone, chiamiamole offese da reati, è secondo noi, diciamo, quelle vittime della criminalità, è secondo noi un altro punto irrinunciabile. Cioè qui si parla di garanti dei detenuti, si parla dei garanti a tutti i livelli, garanti comunali, regionali, nazionali, però non c'è nessuno che tuteli coloro che invece dai delinquenti hanno subito dei danni. Anzi, spesso e volentieri chi subisce dei danni da delinquenti si vede anche richiedere il risarcimento. Io vorrei ricordare che allo Stato c'è un nostro concittadino che è Guido Gianni, gioielliere di Nicolosi, che durante una rapina armata da parte di banditi si reagì nel proprio negozio con una colluttazione, facendo fuoco con una pistola che deteneva legalmente dentro il negozio, dopo che i banditi avevano minacciato la moglie di un cliente, ha ucciso casualmente per una volta moglie di 2 banditi. Guido Gianni in carcere, condannato per omicidio volontario. Cioè, qui ci sono delle leggi e è stato anche richiesto del risarcimento dei danni. Cioè, qui ci sono delle norme che purtroppo funzionano al contrario, quindi noi dobbiamo riportare il paese a vedere applicare delle norme in maniera corretta. Esattamente, sì, proprio una giustizia al contrario, per usare, no, sempre un mondo al contrario, sì, ci insegna il generale Vannacci, ma è chiaro, i cittadini poi alla fine insomma, si ribellano a vedere, e ci fa piacere si ribellino in maniera democratica coloro che hanno avuto, diciamo, dei gravissimi episodi come quello del povero Jojo. Assolutamente sì. E invece, cambiando argomento, però rimanendo sempre nell'ambito di tutte le iniziative parlamentari della Lega, voi avete anche tenuto una conferenza stampa in cui si è presentata la proposta di riordino e di rilancio del sistema termale italiano, anche con i colleghi senatori che hanno firmato, senatrice Elena Murelli, lo stesso capogruppo Massimiliano Romeo e non solo. Ecco, cosa prevede nello specifico? Perché la necessità di rilanciare un sistema termale che comunque è fondamentale per l'Italia? Guardi, si tratta di un motore economico straordinario. Pensi soltanto ad oggi 1,5 miliardi di fatturato all'anno, la presenza di 320 stabilimenti termali che sono ubicati in 20 regioni, 170 comuni, il settore impiega 60.000 addetti, ma diciamo sconta il fatto che ancora oggi delle norme che riguardano il settore siano scritte in un passato talmente ormai remoto, perché questo segmento dell'economia viveva e gravitava, diciamo, su quelle che erano prestazioni sanitarie erogate dal sistema sanitario nazionale. Noi quindi interveniamo proprio su questo punto per vedere garantite agli assicurati aventi diritto cure termali dall'INPS e dall'INAIL, ripristinando, diciamo, prestazioni accessorie che appunto
siano erogate da questi due grandi enti, ma in realtà poi, il nostro testo è una rivoluzione copernicana, perché si occupa di dare un assetto generale anche all'ambiente circostante nel quale sono inserite le terme, perché spesso queste strutture funzionano se l'ambiente circostante, diciamo, è valorizzato. Quindi noi introduciamo ad esempio una giornata nazionale del termalismo, introduciamo ad esempio un premio, un riconoscimento alla città termale che ogni anno verrà assegnato alla città termale che meglio ha saputo valorizzare il segmento del termalismo. Andiamo a disciplinare una cosa che nessuno per ora aveva pensato di valorizzare, che è quello del settore talassoterapico, cioè le cure fatte con l'acqua di mare nel, diciamo, segmento termalismo. Noi abbiamo migliaia di chilometri di coste, però ad oggi l'apertura di un centro talassoterapico che non ha una sua connotazione specifica può essere aperto da chiunque, anche magari da un estetista, ma non ha, diciamo, delle norme che inquadrino quali sono ad esempio la distanza massima dal mare, che inquadrino le modalità di prelevamento dell'acqua, che, diciamo, indichino quali prestazioni medico-sanitarie sia opportuno che queste strutture debbano garantire agli utenti. E così quindi poi tutta la parte che naturalmente nel nostro testo va, diciamo, qualificare anche la, diciamo, la finalità medico-termale delle terme, quindi istituiamo poi comunque, diciamo, dei fondi per cercare di incentivare la rilevanza storico-artistica e culturale degli impianti, agevolare, diciamo, un turnover per, come si può dire, il subentro all'interno, ecco, delle compagini delle imprese di nuovi soggetti che vogliano lavorare nell'ambito imprenditoriale termale. Istituiamo un albo nazionale delle acque termali, cioè in Italia non esiste ancora un albo nazionale che individui le tipologie, le qualità, i luoghi dai quali appunto si estrae un certo tipo di acqua, e quindi sostanzialmente andiamo a fare qualcosa che non esiste ancora, o comunque con questo tipo di complessità non ha, diciamo, in qualche modo ancora promosso quello che è un segmento dell'economia che noi abbiamo bisogno di lanciare al massimo della propria velocità, soprattutto, ripeto, cercando di promuovere lo sviluppo dei territori a vocazione termale, valorizzare le risorse termali e quindi prevedendo anche l'istituzione di distretti termali, qualificandoli appunto come aree geografiche caratterizzate dalla presenza di risorse naturali idrotermali, riconosciute naturalmente per le loro proprietà terapeutiche. Quindi c'è anche un grande apporto che ci è stato dato dall'Associazione Nazionale dei Medici Termalisti, dal settore appunto associato delle imprese termali, Federterme. Quindi abbiamo, ecco, veramente avuto la possibilità di interloquire con tantissimi soggetti che lavorano in questo segmento termale e abbiamo fatto la nostra proposta, quindi ci sarà un percorso parlamentare, lì potremo arricchire, cambiare, modificare tutto ciò che abbiamo in qualche modo proposto come indirizzo politico, e siamo veramente, ecco, soddisfatti di questa grande diciamo pagina della nostra attività politica, perché veramente, ecco, qui si parla del benessere e della cura sanitaria delle persone, non tanto e solo del divertimento che si ha andando alle terme, ma anche proprio di valorizzare quelli che sono aspetti veramente di prevenzione, di diciamo cura e di riabilitazione, che sono le tre principali attività, ecco, che possiamo in qualche modo sfruttare grazie al termalismo. Assolutamente sì, misure utilissime quindi per gli italiani, e allora grazie ancora onorevole per tutto il suo impegno, grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi ascoltatori, grazie a tutti. Grazie ancora. A presto. Qui Parlamento.